buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. C'è già un indagato per la strage di Casteldaccia, il reato ipotizzato omicidio colposo plurimo, in corso le prime 3 autopsie degli operai morti, ancora in prognosi riservata il sopravvissuto. Fari puntati sugli affari della mafia di Riesi che per la procura genovese procurava voti al governatore Toti. Il mandamento di Cammarata non trascurava nemmeno le estorsioni agli imprenditori liguri. Si infittiscono i dubbi sulla dinamica della morte in casa dei coniugi palermitani, gli investigatori perplessi sull'ipotesi iniziale di omicidio-suicidio, anche se la porta dell'appartamento non è stata forzata. La Sicilia è in crisi idrica, non solo Caltanissetta, nella vicina Gela il cimitero comunale è a secco da più di un mese. Si visitano i defunti portandosi da casa il bidoncino per annaffiare i fiori. Sulla siccità tavolo tecnico a Catania, nonostante gli stanziamenti in arrivo da Roma, difficilmente si potranno avere risposte immediate in grado di fronteggiare l'estate torrida. Castiglione di Sicilia pronta ad accogliere Contrade dell'Etna, la più importante rassegna di vini maturati sotto il vulcano, un centinaio le cantine che offriranno degustazioni gratuite. Da stasera al Teatro Musco di Catania, Doc, disturbi ossessivi compulsivi, divertentissima commedia con Edoardo Saitta. Le manie ce le abbiamo tutti, dice l'attore. Calcio in Serie B, il Palermo gioca domani sul campo del Sud Tirol per blindare il 6° posto e garantirsi di giocare in casa nel primo turno dei play-off. Il Catania, in C, si prepara all'esordio negli spareggi per la promozione. Bentrovati, strage di Casteldaccia, ha indagato il titolare della ditta Quadrifoglio che aveva in subappalto i lavori della rete fognante. Secondo le prime indagini gli operai erano privi di protezione e senza corsi sulla sicurezza. Cominciate le autopsie al Policlinico di Palermo. Maglio Viola. C'è il primo indagato nell'inchiesta sulla morte dei 5 operai uccisi dal gas sprigionato dai liquami mentre lavoravano alla rete fognaria di Casteldaccia lunedì scorso. Si tratta di Nicolò Di Salvo, il titolare della ditta Quadrifoglio Group, l'impresa che aveva le opere in subappalto. L'accusa è di omicidio colposo plurimo. Si tratta del co-titolare dell'azienda, il suo socio Epifanio Alsazia, è stata la prima vittima di quella tragedia. L'uomo avrebbe ricevuto nella serata di ieri l'avviso di garanzia, ma si tratta di un atto dovuto perché possa nominare un medico legale di fiducia che parteciperà all'autopsia sulle vittime che si svolgono a partire da oggi. Al momento dunque Nicolò Di Salvo, che deve rispondere delle misure di sicurezza di cui aveva dotato gli operai, sarebbe l'unico indagato. L'inchiesta è stata delegata dal procuratore di Termini Imerese Ambrogio Cartosio alla PM Elvira Cuti. L'autopsia, a cui oggi partecipano anche i consulenti dei familiari delle 5 vittime, viene eseguita all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo dalla dottoressa Stefania Zerbo. Intanto i titolari delle 2 imprese finite nell'occhio del ciclone si tengono lontani dai microfoni e dai riflettori. Oltre Di Salvo ciò vale anche per Giovanni Anselmo, amministratore unico della Tech Infrastrutture SRL di San Civirello, titolare dell'appalto che aveva poi subappaltato le opere di Casteldaccia alla Quadrifoglio Group. Resta sotto sequestro sia l'impianto di sollevamento che la sede della stessa Quadrifoglio a Partinico. E resta riservata anche la prognosi per il 6° operaio coinvolto nell'incidente. C'è la riserva sulla vita per l'uomo ricoverato in rianimazione al Policlinico, poco distante da dove si stanno svolgendo le autopsie dei suoi colleghi. L'azienda ospedaliera universitaria smentisce categoricamente le notizie diffuse nelle ultime ore di un risveglio dal coma del paziente, le cui condizioni permangono estremamente critiche. L'inchiesta sulla corruzione in Liguria e le propaggini siciliane. Giovanni Toti, governatore della Liguria, è accusato di aver chiesto voti alla mafia di Riesi. Il mandamento di Cammarata era infatti ben radicato in regione e non c'erano soltanto gli appoggi elettorali in cambio di posti di lavoro. Il clan non trascurava le estorsioni agli imprenditori liguri, molti dei quali, secondo un pentito, pagavano volentieri. Adelaide Barbagallo.
Oggi l'interrogatorio di garanzia di Paolo Emilio Signorini, ex presidente dell'autorità portuale ligure, accusato di corruzione e arrestato nell'ambito dell'inchiesta che ha portato ai domiciliari con la stessa accusa il governatore della Liguria Giovanni Toti. E c'è anche un capitolo con la pesante ombra di Cosa Nostra nello scandalo che ha portato all'arresto di Toti. Tra gli indagati Venanzio Maurici, esponente della SPI, CGIL, adesso sospeso dalla segreteria del sindacato. Per la DDA è il referente a Genova del clan Cammarata del mandamento di Riesi e i gemelli Italo Maurizio e Arturo Angelo Testa, esponenti di Forza Italia in Lombardia. Niente comportamenti violenti ed esplicitamente intimidatori da parte della mafia siciliana, ma atteggiamenti tendenzialmente silenti e di basso profilo, alimentati da una presenza stabilmente radicata sul territorio e da ambizioni e programmi finalizzati ad allacciare rapporti privilegiati con esponenti del mondo economico e politico istituzionale. La famiglia Cammarata, originaria di Riesi nel Nisseno, si è radicata nel capoluogo ligure negli anni '80. Secondo l'accusa, i siciliani si sarebbero adoperati per procacciare 400 voti alla lista Cambiamo con Toti presidente in cambio di posti di lavoro. La mafia non trascurava però le estorsioni. Il collaboratore di giustizia Carmelo Arlotta ha raccontato ai magistrati che gli imprenditori di Riesi, abitanti a Genova, erano sotto estorsione del mandamento. Alcuni davano volentieri il denaro, ma, specifica il collaboratore, sotto richiesta. 45 anni fa la mafia uccideva Peppino Impastato, era il 9 maggio del 1978, l'attivista siciliano che vedete appena trentenne veniva assassinato a Cinisi, il paese vicino a Palermo dove aveva fondato Radio Out, emittente libera che denunciava crimini e affari di Cosa Nostra. Dopo un iter giudiziario durato decenni, per l'omicidio sono stati condannati all'ergastolo il boss Gaetano Badalamenti, morto in carcere nel 2004, e a 30 anni in regime di 41 bis il suo vice Vito Palazzolo. I carabinieri di Palermo hanno confiscato beni per €1 milione a Mario Marchese, vecchio capo del mandamento mafioso di Villa Grazia, morto nel 2016. Il patrimonio, incamerato dagli eredi, adesso fa definitivamente parte delle proprietà dello Stato. Palermo si complica l'inchiesta sulla tragedia di via Notarbartolo. Le ferite sul corpo dell'agente di polizia municipale Laura Lupo, che si pensava avesse ucciso il marito prima di suicidarsi, non risultano compatibili con l'ipotesi della morte volontaria. Manlio Viola. Diventa un giallo la tragedia di via Notarbartolo a Palermo. La morte di Pietro Delia, commercialista di 66 anni, e Laura Lupo, agente di polizia municipale di 62, potrebbe non essere ricondotta ad un omicidio-suicidio, così come si era pensato nelle ore immediatamente successive alla scoperta dei due corpi sabato scorso. In base alla prima ricostruzione, la donna avrebbe sparato 4 colpi al marito con la pistola d'ordinanza al culmine di un raptus di gelosia e poi si sarebbe tolta la vita sparandosi prima al collo e poi alla testa. Una ricostruzione avvalorata dall'assenza di effrazione, la casa era infatti chiusa dall'interno. Ma adesso l'autopsia fa sorgere più di un dubbio, anche se non ci sono certezze. Le ferite riscontrate sul corpo di Laura Lupo non sarebbero compatibili con il suicidio. Dopo la ferita al collo appare difficile che la donna possa essersi sparata ancora, di nuovo, alla testa. Ciò nonostante avesse la pistola in mano al momento del ritrovamento dei due cadaveri. Cosa sia successo resta dunque un mistero. Chi aveva le chiavi di casa? Non la figlia che abita al piano di sotto, che ha chiamato i vigili del fuoco per entrare quando il padre non le ha risposto. Le indagini si concentrano adesso proprio su questo aspetto e gli inquirenti avranno il loro da fare per risalire ad una ricostruzione dei fatti che spieghi tutti i dettagli che sono stati riscontrati. Ponte sullo Stretto, pronto un cassetto virtuale per lo scambio di documenti con i destinatari degli espropri, ma non è un'accelerazione, assicura la società Stretto di Messina. In città comunque si discute invece di sovrapposizioni del cantiere con la viabilità cittadina. Francesco Triolo. Un cassetto virtuale che rappresenta il mezzo per dematerializzare lo scambio delle comunicazioni tra le parti e facilitare l'accesso agli atti dei destinatari delle procedure espropriative relative alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. Nasce con queste finalità lo strumento implementato dalla società Stretto di Messina, che ha pubblicato sui quotidiani di oggi il bando firmato dall'ingegnere Luca Colangeli per il suo avvio.
Uno strumento innovativo ma su base volontaria che entrerà in funzione dal 10 giugno ed i destinatari delle procedure espropriative potranno manifestare la volontà di chiederne o meno l'attivazione e l'utilizzo. Sempre al 10 giugno sarà attivo da lunedì al venerdì anche un numero verde, l'800 766 472. La pubblicazione di questo avviso, ha voluto precisare l'amministratore delegato della Stretto di Messina Pietro Ciucci, non rappresenta un'accelerazione delle procedure espropriative, ma di una attività propedeutica all'avvio della fase attuativa degli espropri, che sarà possibile solo dopo l'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPES prevista per l'autunno prossimo. Tutto questo mentre a Messina, dopo l'analisi delle tavole della conferenza dei servizi dello scorso 16 aprile a Roma, si discute delle interferenze e le sovrapposizioni che i cantieri del ponte avranno soprattutto sulla viabilità locale, in particolar modo a Ganzirri, Torrefaro e nel centralissimo Viale Europa. Le interferenze con la viabilità cittadina sono le interferenze pesanti per una città come la nostra, che ha una conformazione geografica che si estende tutto in senso longitudinale e quindi con soltanto due viabilità, due arterie viabili. A Caltanissetta l'acqua manca da 11 giorni e intanto nella vicina Gela il cimitero comunale è a secco da oltre un mese. Nei prossimi giorni la Protezione Civile regionale ha convocato una riunione con Sicilia Acque, Gerri Italia. Impianti di distribuzione fatiscenti e le continue rotture alle condutture stanno amplificando la crisi idrica che sta attanagliando la Sicilia. Succede ad esempio nel Nisseno, dove tra il capoluogo e Gela la crisi idrica è ormai senza fine. 4 guasti alla conduttura di Sicilia Acque in pochi giorni hanno messo in ginocchio diversi comuni del territorio. A Caltanissetta, ad esempio, in molti quartieri l'acqua manca da 11 giorni. Ieri il sindaco del capoluogo Nisseno, Roberto Gambino, dopo l'ennesimo sfogo, è finalmente riuscito a mettersi in contatto con il dirigente generale della Protezione Civile, Salvo Cocina, che gli ha assicurato l'immediata convocazione di una riunione a Palermo con Sicilia Acque e tutti gli attori interessati. Nell'attesa però i disagi continuano sia a Caltanissetta che a Gela, dove diversi quartieri a nord del centro storico sono a secco da diversi giorni e dove l'acqua manca persino al cimitero comunale da oltre un mese. Pare che l'acqua non arrivi a causa di una perdita che ad oggi sembra non sia stata ancora trovata, nonostante la situazione si protragga da diverse settimane, con il risultato che da tutti i rubinetti delle varie fontanelle di acqua non ne scorre nemmeno una goccia. Una situazione surreale per tutti gli utenti costretti a portare bidoni d'acqua da casa. Questa è una mancanza di rispetto, perché dobbiamo portarci l'acqua da casa. Io sono un cittadino che paga le tasse e vorrei che il giusto venga dato e venga data una degna considerazione alle persone che non ci sono più. Questa è una mancanza di considerazione verso i nostri cari. L'acqua, lo stato in cui versa, tutto il degrado che c'è qua dentro, si aggiunge anche questo. Dal comune intanto, nonostante le segnalazioni, nessuno batte un colpo, così i visitatori dei defunti, oltre che fare i conti col degrado del cimitero, se vogliono innaffiare i fiori portati in dono sulle tombe, devono premunirsi di bottiglie d'acqua già riempite da casa. Speriamo nella pioggia. Il prefetto di Catania prende atto dell'emergenza idrica e incontra i rappresentanti del comparto agricolo. Presentato un documento di 14 punti per fronteggiare la crisi. Tonino De Manna. Nell'immediato non resta che sperare nel buon Dio affinché faccia arrivare dal cielo l'acqua necessaria per irrigare le campagne siciliane. La crisi idrica e la siccità mettono in ginocchio il comparto agricolo con danni irreparabili alle produzioni, ripercussioni economiche devastanti per le aziende e il concreto rischio di perdita di posti di lavoro. Se ne è parlato questa mattina a Catania, dove il prefetto Maria Carmela Librizzi ha convocato un tavolo tecnico richiesto da Confagricoltura, CIA ed altre associazioni di categoria. La sensazione è che, nonostante gli interventi urgenti, 20 milioni dal governo nazionale come prima tranche e i 13 stanziati dal Ministero delle Infrastrutture, non si potranno avere risposte immediate in grado di fronteggiare l'estate torrida. Reti idriche collaborate in Sicilia, forse i nodi stanno venendo al pettine. Allora, in questo momento noi dobbiamo fronteggiare quella che è una situazione connessa ad un cambiamento climatico, ad una situazione di siccità. Sicuramente la pioggia, sperando che ancora oggi possa piovere nei giorni successivi, consentirà. Però alcuni interventi che sono previsti sulla diga di Lentini per una possibilità di attingere e la realizzazione di paratie sulla Ponte Barca, che però hanno una valenza più proiettiva
proiettata diciamo per il dopo consentiranno sicuramente di poter meglio diciamo fronteggiare questa situazione. La pioggia di queste ore non ha risolto il problema nel Calatino. La Digogliastro è completamente vuota, ci troviamo di fronte a una stagione estiva che sarà terribile. Al prefetto è stato consegnato un documento programmatico di 14 punti per chiedere sgravi fiscali, misure straordinarie come quelle varate per l'emergenza Covid, l'istituzione di un fondo di ristoro sui mancati redditi ed un intervento immediato e ad ampio raggio della protezione civile. Intanto a Palermo la pioggia torna davvero e diverse zone sono già allagate. I principali problemi nell'area di via Ugo Lamalfa, Mondello Partanna, strade come vedete trasformate in fiumi, allagamenti si sono registrati inoltre anche nelle strade parallele di viale Regione Siciliana, in via Messina Marina e nella zona del centro, tra Piazza Indipendenza e Ballarò. A Messina è iniziata la fase del risanamento del rione Taormina. Le baracche lasciate libere dagli abitanti dopo l'assegnazione degli alloggi saranno sigillate per impedire che qualcun altro possa occuparle. Francesco Triolo. La liberazione dalle baracche a Messina è un viaggio lungo, difficile, complicato anche dal fatto che appena liberate quelle casette venivano subito rioccupate impedendone la demolizione. Così il subcommissario per l'emergenza Marcello Scuri ha dato il via oggi alla fase 2 del risanamento di Messina, partendo dal rione Taormina. Baracche sigillate, meno 200 è lo slogan che ha voluto lanciare. Queste casette sono state lasciate dopo l'assegnazione prioritaria degli alloggi comunali alle famiglie con persone disabili o affette da gravi patologie. In un paio di giorni sono state isolate e preparate per la sigillatura 100 unità con l'obiettivo di estendere l'operazione a circa 160 baracche complessive per consolidare il processo di rigenerazione urbana della città. La sigillatura comprende la demolizione interna degli elementi strutturali, inclusi i servizi igienici, per rendere le casette completamente inabitabili, il distacco degli allacci di luce e gas. Queste operazioni si protrarranno per i prossimi 40 giorni con l'obiettivo di completare l'intervento entro la metà di giugno. È ancora in corso invece la fase di assegnazione degli alloggi comunali ai soggetti fragili e alle loro famiglie. Passo dopo passo il risanamento va avanti. Dobbiamo ancora completare l'assegnazione a numerose famiglie che hanno ancora un fragile, stiamo ristrutturando delle case, stiamo comprando delle case, stiamo anche riqualificando alcune aree, nelle prossime settimane inizieranno altre demolizioni. Il risanamento quindi proseguirà con l'obiettivo della valorizzazione delle aree urbane messinesi da tempo degradate. Una ragazza di 18 anni, Denise Darro, è scomparsa dalla frazione di Trappitello a Taormina. Di lei si sono perse le tracce da una settimana, dalla serata di giovedì 2, quando a piedi si è allontanata volontariamente dal luogo di residenza, portando con sé il suo cagnolino bianco. Di ieri la denuncia della madre ai carabinieri. Il vino dell'Etna sempre più affermato nel mercato internazionale. L'eccellenza delle migliori etichette sotto il vulcano saranno disponibili nella rassegna Contrade dell'Etna, in programma a Castiglione di Sicilia da sabato a lunedì 13. Desire Ferrito. Come ha definito Stevie Kim, il vino dell'Etna è il vino più sexy del mondo. L'eccellenza del vino siciliano raccontata anche quest'anno nella 15ª edizione di Contrade dell'Etna, la più importante rassegna di vini del vulcano. I nostri vini sono richiestissimi in tutta Europa e in tutto il mondo. L'Etna in questo panorama spicca perché ha avuto una crescita esponenziale soprattutto negli ultimi 15 anni. Parlare dei vini siciliani è compiere un viaggio nella storia e nella tradizione dell'isola. Da sempre, infatti, la Sicilia è terra di produzione di vino, con uno sguardo sempre al futuro. Le caratteristiche del territorio, i differenti microclimi fanno sì che ciascun vigneto etneo acquisisca una propria identità riconoscibile a ogni sorso. Centinaia di vini, ognuno con caratteristiche diverse dagli altri, ognuno con delle caratteristiche, delle capacità, diciamo, olfattive che li rendono realmente vini unici, e questo dipende da tanti fattori. Uno fra tutti è il territorio, cioè è il terreno vulcanico che dona a questi vini una mineralità straordinaria.
Un centinaio di cantine che rappresentano l'eccellenza della produzione presenteranno i loro prestigiosi vini proponendo una degustazione libera a tutti i partecipanti. È una festa per questi vignaioli straordinari che riescono a produrre dei vini sempre più esaltanti, con delle qualità che sono sempre più avvolgenti. L'evento, in programma dall'11 al 13 maggio, avrà una location d'eccezione, il picciolo Etna Golf Resort a Castiglione di Sicilia. I biglietti saranno acquistabili tramite un circuito online o direttamente in loco. Da stasera al Teatro Muscolo di Catania di scena Doc, disturbi ossessivi e compulsivi, una divertentissima commedia con Edoardo Saitta. Ascoltiamolo. Mi sono reso conto che di Doc soffriamo un po' tutti, cioè io non me ne ero accorto fino a 20 giorni fa, ma quando ho iniziato a provare questo spettacolo ho cominciato ad accorgermi che anche io ho i miei. Durante le prove Semo dice, io stai cominciando a contare, io mi stai cominciando a fare il segno della croce, cioè siamo entrati in terapia, tutti e sei, infatti noi non andiamo a fare le prove, andiamo a fare terapia. Oggi potresti crearti il tuo doc. Vedevo l'altro giorno una ragazza che camminava, ho visto che faceva un passo verso una mattonella e poi è tornata indietro. Cioè, mi si è accesa la lampadina, dice, le domandare, perché sennò, scusami, no, dice che io non riesco ad andare avanti, siccome mi sono accorto di non avere toccato anche la mattonella di destra, allora torno indietro, tocco la mattonella di destra e poi vado avanti. Cioè io mi feci il segno della croce e disse a posto. Nello spettacolo c'è il personaggio che è interpretato da Plinio che non riesce a calpestare le linee. Da stasera al Teatro Muscolo di Catania. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco la vigilia del campionato per il Palermo e l'attesa dei play-off del Catania. State con noi, vi aspettiamo. Così di nuovo insieme con il calcio, vigilia di Metz per il Palermo che domani sul campo del Sud Tirol deve salvare il sesto posto per poter giocare in casa il primo turno play-off. Marco Gullà. È solo un problema di testa. Per Michele Mignani il Palermo non ha esaurito la benzina, ha solo un blocco mentale. Alla vigilia del match contro il Sud Tirol, ultima giornata di campionato prima dei playoff, il Palermo ha la consapevolezza che questa volta davvero non può sbagliare. In ballo c'è il sesto posto, i rosanero hanno un punto in più rispetto alla Sampdoria e 2 sul Brescia, una vittoria esterna, quindi contro il Sud Tirol che ormai non ha più nulla da chiedere al campionato, garantirebbe la sesta posizione, ma i siciliani nelle ultime 12 partite hanno vinto una sola volta. Partita decisiva, nel senso che noi dobbiamo mantenere la nostra posizione e quindi questa partita presuppone che ci siano dei punti in palio veri e poi ci serve anche per non perdere la concentrazione per quelle che saranno poi le partite secche dei playoff. Anche domani confermato Desplanche in porta, Gomez e Ceccaroni sono out, così come Di Mariano, Basic e Koulibaly. In difesa Diakité, Lucioni e Nedelciauru confermati. In attacco si va verso la conferma di Brunori e Soleri. Ranocchia recuperato. Ci sarà domani fischio d'inizio alle 20:30. Il Catania è entrato nelle fasi cruciali della preparazione in vista dei play-off che avranno inizio martedì. Zeoli attende di conoscere l'avversaria, ma ha già chiaro da quali basi partire. Marco Cardi. Squadra che vince, almeno l'ultima decisiva partita, aggiungiamo, non si cambia. Troppo presto per dirlo, ma è evidente che alcune idee tattiche che Michele Zeoli ha proposto con il Benevento sono d'attualità, anche per la prima della fase nazionale dei playoff, che andrà in scena martedì prossimo. Qualcosa potrà dipendere dall'avversario che si conoscerà domenica dopo il sorteggio, ma non crediamo che l'allenatore a 2 giorni dalla partita stravolgerà più di tanto, un assetto che al momento gli dà qualche garanzia. Il sistema 5 o a 3, che dir si voglia, prevede una migliore copertura degli spazi quando si difende. Il punto è con quanti uomini attaccare e come supportare la manovra delle punte. Ecco perché la posizione di Cicerelli mezzala, un po' alla Peralta, studiata con i beneventani, può essere riproposta, così come è evidente che Quaini, piazzato al centro della difesa, sia un ulteriore argine e permette inoltre di far girare meglio la palla quando si deve partire da dietro. L'altra caratteristica del periodo è quella di giocare ogni 3 giorni se il Catania dovesse andare avanti e dunque pensare delle alternative ci sta, soprattutto in mediana dove Sturaro, altro piccolo stop
per lui nei giorni scorsi e Teio comunque possono essere funzionali solo a gara in corso. E allora ecco che Contek può valere anche da mediano davanti alla difesa, ma a determinate condizioni. Insomma, il Catania ci prova, tenta di far prevalere le proprie qualità rispetto alle difficoltà che hanno infarcito la stagione. Questi ultimi giorni di lavoro sono importanti e saranno vissuti prima in sede, da sabato a Fiuggi, e poi da lunedì vicino alla città in cui gli etnei disputeranno la partita. Ora ci si gioca tutto e il Catania attende curioso di scoprire se avrà veramente qualche asso nella manica che possa alimentare il sogno. E noi intanto ci fermiamo qui, prossimo appuntamento alle 20, grazie e buon pomeriggio.